Ciao amici, benvenuti a questo diabolico 66esimo episodio in cui speriamo di fare qualcosa di davvero diabolico contro gli ottomani. Vabbè, che ormai sono già agli estremi limiti della loro sopravvivenza, non so. Eh, sì, tra poco potremo praticamente, senza praticamente, proprio completamente assediare il loro territorio. E intanto però credo che se non è finita, anzi esatto, sta per finire la tregua contro gli irochesi e quindi potremo dichiarare loro guerra. Abbiamo un'ulteriore possibilità perché invece l'Austria ha una successione disputata, però non la sfrutteremo fin tanto che eh, insomma il loro re così giovane, io immagino che non, non potrà morire proprio così giovane. In realtà non ne c'è mai da sapere in questi casi. Ma... Allora, qui dovrei... Sono un anno avanti nel tempo in in tutte le tecnologie, praticamente tranne quella militare. E quindi pensavo di aspettare fino a gennaio. Però aspettando fino a gennaio avremmo troppo potere, è assurdo. Vabbè, potremmo cercare di spenderlo con qualche edificio. Allora, gli edifici amministrativi, quali sono? Eh, potremmo investire sulla produzione di beni, dato che comunque di chiese ne abbiamo già fatte molte. Però io ne farei una qua di chiesa. Comunque. E anche una a Trento, perché no? Riempiamo l'Italia di chiese. Allora, poi questo non ci interessa. Ci interessano magari gli edifici che ci danno vantaggi economici. Quindi potremmo costruire questi. Però dato che abbiamo già... Beh, ci danno più soldi questi a dire il vero, pare. Efficienza di produzione. No, io direi di fare, dato che non abbiamo ancora sviluppato perfettamente questi primi edifici, costruiamone un po'. Non in Epiro. Come faccio a toglierlo? Ok. Bene. Facciamone un po' in Grecia. Io apprezzo molto la Grecia. Magari l'università potremmo costruirla ad Atene. Oppure a Firenze, non saprei, o a Roma, o a Venezia. Allora, a Messina direi che è ideale e anche Cremona. Vabbè, abbiamo costruito un sacco di questi, quindi abbiamo di sicuro speso nel modo giusto quel potere extra che avevamo. Forse le caserme a questo punto non sono neanche più così utili perché come avete visto non abbiamo più problemi di recupero di manodopera. Invece qui c'è qualche altro colpo basso, tipico degli ottomani, ma a dire il vero non li temiamo più. Andiamo pure all'attacco. Però abbiamo sempre nella posizione sbagliata. Ah, ecco. Io direi lasciamo quasi tutti qua e andiamo pure con il leader contro queste navi che ci stanno così antipatiche. Allora, proseguiamo la nostra guerra che ormai è già vinta, però semplicemente non possiamo annetterli subito perché c'è la guerra con la Spagna e anche perché stiamo attendendo l'integrazione completa. Allora, comunque la cosa più importante del prossimo livello non è tanto l'università, ma che potremo sbloccare le idee amministrative che ci faranno anche risparmiare un sacco di soldi, cioè non di soldi, di punti amministrativi con questa seconda idea. Quindi se riuscissimo magari
a iniziare l'integrazione delle province ottomane dopo aver preso quell'idea, sarebbe ancora più fantastico. Dove è finita la loro flotta? Tutto ciò non mi piace molto, quindi io direi di mandarci una cog a Rodi, a bloccare Rodi. Per il resto... Cavoli, gli ottomani sono ancora a zero di esaurimenti di guerra. Però vuol dire che avevano un sacco di punti amministrativi, diplomatici risparmiati, e questa è l'unica cosa che vuol dire, perché comunque li stiamo rovinando da questo punto di vista. Chissà quanti ne hanno spesi. Nuovo governatore al Canada, Ferdinando Buonarroti non gli va più bene. E il Canada io non ricordo mai se... No, deve ancora... no, non deve. No, mandiamo un burocrate. C'è ancora invece questa provincia portoghese, ma la staranno già convertendo da un po' di tempo. Sì, sì. È verso la fine, quindi... Ottimo. Abbiamo un bilancio fantastico. È diventato un po' meno fantastico, però per i rinforzi, si immagina. E i nostri coloni dove sono? Perché dover gestire così tante cose insieme. Uno è qua. Uno è qua. E l'altro è qua. Ok. Probabilmente questa non ci impiegheremo moltissimo a finirla. E dato che non ne guadagneremo neanche in guerra di province, io direi di... sono ancora del parere che sia più conveniente lasciare i coloni dove le colonie sono già avanzate, mentre dove sono un po' arretrate lasciarle senza. Tra qualche mese magari lo mandiamo, dai, in questa nuova provincia da colonizzare. Invece il diplomatico lo potremmo mandare... Stiamo sempre fabbricando pretese su... Sì. E vabbè, allora lo mandiamo momentaneamente in Savoia. Va bene. Ok. In realtà, forse, io suppongo che questa gente potremmo anche rimandarla a casa. Dato che ormai è assolutamente completo l'assedio degli ottomani. Eh, con questi potremo certamente dire che è concluso. E quindi queste altre truppe, anzi le mandiamo qua. Prima che questi ribelli abbiano successo. E questi li portiamo insieme al resto delle truppe. Ok, abbiamo fabbricato le pretese, qui dobbiamo continuare a fabbricarle, quindi a fine mese ci mandiamo quello che se ne stava qua. Ok. A Trebisonda ci stanno cercando di fregare. Non so, non ci riusciranno perché ci sono i rinforzi. Va bene. Ok, abbiamo razziato la città, cioè più che la città e dintorni. Tra un mese possiamo scatenare la crociata che possibilmente si concluderà con l'annessione.
Mentre questo diplomatico potremmo usarlo per fare altre guerre, non lo so. No, beh, aspettiamo di fare quella con gli irochesi. Direi che è l'ideale. Io penso che dovremmo reclutare un altro. Sì, reclutiamolo subito, dai. Abbiamo una tradizione eccellente, guardate, Benedetto Barzagli. Così potremo esplorare un po' meglio questa zona. E presto comunque potremo anche passare di tecnologia per poi procedere con le idee militari che stavamo facendo. Allora, dove sono i nostri? Allora, mandiamone un po' di qua e un po' di qua. L'altro diplomatico. Ah, giusto, il diplomatico lo dobbiamo mandare qua. A fabbricare nuove pretese. Io appunto partivo da, ad esempio, Zanzibar. Potrebbe essere una buona idea. Chi sono i nostri rivali, per curiosità? Non mi ricordo più. Gli ottomani, Algeri, l'Inghilterra. Non so se possa essere conveniente usare l'Inghilterra, cioè scambiare con l'Inghilterra questo rivale. Dato che per un po' non l'avremo come rivale. Ma non credo che sarà necessario. Lui è in una... No, non è più nella coalizione contro noi. Rovinato il tutto. Però se fossimo scoperti potrebbe tornarci. La coalizione contro noi in questo momento consta di nessuno. Nessuno è in grado di farci paura. Il Portogallo. Povero. Farebbe pure il matrimonio reale. Però in coalizione contro noi. Farebbe l'alleanza. Però in coalizione contro noi. Va bene. Interessante. Io direi che le prossime nostre espansioni saranno in Italia. Sì. Cercheremo di annettere o di vassalizzare, non so. Abbiamo una relazione libera perché i mamelucchi non ci servono. In effetti potremmo anche annullarlo adesso, il passaggio dei mamelucchi. Ok, Izmit presa. Andiamo qua. Vediamo un po' come sta andando quella colonia. La nostra più avanzata che... Ok, ha già un sacco di coloni. Quindi io direi di richiamare da qui e mandare qui. Ecco, questo si poteva immaginare. Dato che abbiamo conquistato la provincia. Abbiamo, ecco qua, 2 navi. E faremo fuori in un lampo quelle ottomane. Ovi boom boom boom. Chi è questa? Bar è diventato vassallo d'Austria. Vabbè. Perché non ci volete più così bene? Dovremmo migliorare le relazioni con la Francia. No, devono rimanere a 200 a tutti i costi queste relazioni. Wow. Ah, abbiamo finito anche un altro assedio. Ecco che si spiega. Intanto qui stiamo scoprendo nuove terre. Ecco, possiamo... Aleppo, abbiamo preso Aleppo. Allora, io richiamo anche quello della Sassonia, che così dichiariamo la guerra a questi altri irochesi. Bene, guadagniamo pure, grazie a un nuovo insediamento, tasse in Bengala, Air Erzum. No, non in Bengala, perché non ci siamo... In Benguela, cos'è che era? Ok, abbiamo fatto fuori le navi. Possiamo andare a soccorrere le altre. Ui, ci hanno davvero attaccato il Golfo di Cipro. Ah, ma
non volevano, naturalmente. Sono stati costretti da noi. Ok. Ma io direi... C'è qualche... Vabbè, andiamo qua perché non abbiamo cannoni, ma gli ottomani sono rovinati. Io adesso voglio vedere di mese in mese quanto... Abbiamo catturato un'altra nave? Un'altra galea. Pessima idea. Prendere galea. Vabbè, abbiamo preso una galea. Qui c'è una bella flotta. Ai ai ai. Allora io direi di mandare qua questi. Tanto per non perdere una nave in modo stupido. Dichiariamo guerra agli Irochesi a sto punto. No, Miami. Irochesi che sono alleati agli Shawnee. Quelli ricchissimi. Ecco, da questa guerra voglio prendere 1 miliardo di miliardi sostanzialmente. Grazie, abbiamo un po' di alleati che ci aiuteranno, però non si sa mai. Secondo me i poni diranno: alleati noi? Di cosa state parlando? Shawnee. Ah, Shawnee è diverso. Pony. Shawnee. Accidenti, dove sono gli Shawnee? Ci conviene anche prendere quelli che non sono ancora diventati... Qui ci sono altre colonie, naturalmente, ma non mi interessano per nulla. Questi li facciamo tornare indietro. Questi sono qua. Bravi. Allora, vediamo un po'. Io direi qua di lasciare il quantitativo di truppe necessarie all'assedio. Direi che così può andare bene. Mentre gli altri, in particolare il leader, lo facciamo tornare indietro. Qui invece c'è una ribellione che non ci voleva. Comunque abbiamo il modificatore crociata. Abbiamo fatto diverse scoperte e stiamo già assediando i nemici. Però io vado a fare... Sono più interessato alle esplorazioni geografiche che alla guerra. Semplicemente non ho molto timore. Allora. Shawnee. Ok, no, invece hanno onorato la... Dove siete? Siete ricchi? Perché dipende da questo se rimarrete in vita. Non sembra. Pony, Shawnee. No. Allora credo che verrete integrati. Ma devo fare troppe guerre. Devo fare tutte prima che a qualche stato... mio stato coloniale venga qualche idea stramba. Guardate quanto... E ti pareva? Maledizione. E come facciamo a sto punto? Allora, io direi, torniamocene qua. Facciamo fuori i ribelli. Sono prioritari perché questi è da 100 anni che cercano di convertire la cultura e non ci riescono. Invece questa crociata deve durare a lungo, quindi non mi importa. Ok, benissimo. Giangastone. Cosa gli facciamo fare a Giangastone? Gli facciamo per prima cosa far fuori i ribelli di Cadice. No! Questa... Ah, no, no, non è la flotta veneziana, ok. Mi sembrava avesse cambiato nome, che ho sempre una seccatura, doverlo ricambiare. Cavoli. Il primo turno non era andato benissimo, invece si è capito ora quale doveva essere l'esito. Stato alla Chiesa. Gli rioffriamo un'alleanza, sto Stato alla Chiesa. Ecco, adesso però abbiamo troppe relazioni. Ecco cosa mancava. No! Non abbiamo più... Non accettiamo più la cultura greca. Cavoli, volevo prendere i territori ottomani apposta per quello. Allora dobbiamo cambiare strategia? No, non lo so.
riguardo alle annessioni, perché io volevo annettere i territori greci per mantenere la cultura greca accettata. Siamo passati al no. Ma quindi vengono considerate anche le regioni d'oltremare? Io ero convinto di no. No, invece sì. Vabbè. È difficile mantenere qualche cultura accettata quando si diventa così espansi. Proprio improbabile. Vabbè. Ok, li abbiamo fatti fuori subito. Fine dei problemi religiosi, va bene. A sto punto questo diplomatico lo possiamo mandare qua. Va bene, che così concluderà presto il lavoro. Siamo a ottobre ancora, non possiamo passare il livello tecnologico. No, ancora! Sto stato alla chiesa, lo odio, ma cosa sta facendo? Un giorno ci vuole come alleati, un giorno ci odia. Vabbè, cavoli tuoi, non voglio più sentire parlare di te. Allora, vediamo un po'. Ma sto mercantile è rimasto bloccato per 500 anni lì? Wow, che bilancio, è cambiato molto. Dov'è che siamo stati attaccati? Cosa è successo? Allora. Ah, ok, qui niente che. Aspettiamo che arrivino tutti poi. Imbarcheremo. Gli Aztechi quindi sono. Ok, stanno per essere occupati, distrutti, non si sa. Poveri Aztechi. Per questo mese miglioriamo con Genova. Sto cercando in tutti i modi di farli uscire dalla coalizione, ma non riesco. Allora, comunque abbiamo un'altra bellissima tassa che possiamo mettere persino sulla lana. Non potranno più vestirsi nemmeno i nostri stati coloniali, gli abitanti. Ma a chi poi? Guyana, certo. Beh, l'1%, non importa molto. Vediamo quant'è che cambia. Guadagno 1,17 al mese. Vabbè, 0,1 ducati. Moltissimo, moltissimo. Farà la differenza? No! Vabbè, non ci importa molto. Lasciamo pure che siano erosi persino i loro ribelli, gli ottomani. Basta non finire, esatto, per passarci noi poi. Allora, qui a Cadice io direi possiamo anche lasciare gli uomini, però solo quelli, perché le navi io le riporterei di qua. No, non è vero, non so. Non ho in mente strategia al momento, quindi potremmo appunto continuare nel reclutamento delle nostre legioni. Perché no? Vediamo gli ottomani, ecco, adesso iniziano a soffrire davvero. Allora, 2,47 questo mese, vediamo il prossimo. Verranno, cioè, da un lato forse dovrei dire poverini, ma 0,40 al mese, guadagno. Intanto qui, wow, possiamo prenderci questo cardinale. Abbiamo mezza curia. Sì, abbiamo più di mezza curia. Beh, dentro siamo meno di metà, ma fuori ne abbiamo 4 su 5. Il che ci dà buone speranze per il futuro, anche se poi noi siamo sempre sfortunati. Qui, cavoli, la Boemia è bella larga.
Beh, miglioriamo un po' di relazioni. Ma no, sono pazzi questi, sono schizofrenici. Andiamo da Treviri, piuttosto. Qui come va? E l'annessione al Marocco? È un po' lenta, come ci si poteva aspettare, però va bene comunque. Rispetto alla nuova patch che le annessioni sono rapidissime, naturalmente, tutto lento adesso. Allora, potremmo anche, secondo me, proseguire. Ma no, vabbè, aspettiamo. Volevo convertire anche queste due province, ma vediamo se ci capita l'obiettivo, magari se siamo fortunati, non lo so. Mm, pa, pa, pa. Ormai gli ottomani sono. No, Mali è diventato occidentalizzato. Queste province, cioè questi stati, converrebbe annetterli subito, se no poi perdi il casus belli, giusto? Noi non abbiamo casus belli su di loro. Quelli comunque sono in uno stato pietoso ormai gli ottomani. Oh mamma. Golfo di Cipro avranno altre perdite. Bene, l'importante è non passare da Costantinopoli. Oh, un'altra nave catturata. Ok, vediamo adesso quanta. Guardate quanta manodopera! Mio Dio. È aumentata sostanzialmente anche solo grazie a questa provincia. E in questa provincia dovremmo, sì, costruire assolutamente questi edifici militari a sto punto. Per aumentare ulteriormente la nostra manodopera qua. Suppongo che la base quant'era? No, beh, non importa tanto la base perché quando si costruisce. Vabbè, in effetti se avessimo costruito la marca dove c'era ancora più eh, manodopera base, magari potevamo guadagnarne extra, però il Tirolo è una provincia molto buona per costruire la marca e questi altri edifici perché è molto importante difenderlo, un po' una roccaforte, cioè incastonata tra le montagne, quindi penso che abbiamo fatto bene. Ah, qualche inglese. Maledetto. Dovremmo ridichiarargli guerra a sti inglesi per farli togliere di torno. Cadono una dietro l'altra le loro fortezze. No, ok. Ok. Una guerra poco significativa. Comunque, avete visto che per alcuni episodi non ho. Ah, coalizione militare contro la Boemia. Guardate, il Commonwealth. Non abbiamo avuto il messaggio. Perché c'è stata una patch tempo fa ormai. Perché dovrò vedere se sono settate bene anche qui. Bene le opzioni dei messaggi o se non l'ho vista io. Comunque, probabilmente alla fine dell'ultima guerra il Commonwealth è stato eroso, come vedete, all'ordine livoniano che si sta espandendo in maniera terrificante. Tra l'altro è strano questa espansione. E vabbè, anche la Boemia. Quindi, noi potremmo cercare di prendere questa zona e cercare di stabilire sul confine al Danubio magari il confine. Potremmo prendere quindi anche la Carinzia, che ne so. Pap, pap, pap. Qua. E poi naturalmente i grigioni dovrebbero essere presi. E poi una volta che avremo preso tutta sta zona, portarci anche verso ovest. Speriamo di riuscire a fare tutto questo entro la fine del gioco, ma sono abbastanza fiducioso. Vediamo se cade anche il Dulkadir. Tripoli ha concesso ha perso, ma pensa.
Ok, forse tra poco potremo vedere una pace. Ah, ecco qui. Io direi di lasciare solo la metà di questi uomini perché l'altra metà la mandiamo qua a far fuori questi ribelli. Ecco, noi naturalmente andiamo avanti a produrre grano con la nostra proverbiale fortuna. Perché il grano? Ma in Luanda grano, vabbè, anche nelle zone confinanti. Però poteva capitarci almeno l'avorio, no? Invece no, il grano. Stiamo commerciando l'avorio, non mi ricordo. Sì, vabbè, allora tutto sommato è meno grave questo, perché se già stiamo commerciandolo. Allora, quanto ci manca integrare? Sono curioso. Siamo a buon punto. Potremmo iniziare a considerare la pace con gli ottomani, dato che ormai li stiamo schiantando proprio. Non lo so, se andassimo avanti così, dato che non c'è ancora la richiesta di pace, e dato che comunque non voglio fare pace prima che la faccia la Spagna, che sembra prossima ormai la Spagna. Però, insomma, non si sa mai. Allora, io continuerei così finché non li distruggo proprio del tutto, finché non esplodono praticamente. E c'è anche forse la possibilità che delle province facciano defezione prima, senza che ci sia bisogno di siglare la pace. Era un evento che era più comune in Europa Universalis 3, purtroppo nel 4 non succede quasi mai perché è difficile avere un esaurimento di guerra così alto. Però, dato che abbiamo ormai occupato completamente gli ottomani, non c'è quell'evento di cui parlavo ancora. E, e chiaramente non potrà che peggiorare per loro la situazione, non potrei neanche escludere che succeda tutto quello che dicevo. Vabbè, comunque per ora Genova e Commonwealth hanno fatto alleanza. Cavoli, che alleanze che hai Genova? Ecco, la Savoia non ci voleva alleata con la Francia. Dovrei dichiarare guerra magari all'Ungheria. Già. L'Ungheria è alleata con Mazovia? Ah, con la Russia, no. Con la Svizzera. Cioè, per dichiarare guerra a questi qua, tipo Bavaria, Austria e il Palatinato. Ma la Bavaria. Beh, potrei prenderla la Bavaria. Questa regione è piuttosto ricca. Sì. Alleati. Sì, hanno dei pessimi alleati. Quindi, per prendere questa. Cioè, per prendere i Savoia potrei prendere la Bavaria. Direi appunto, io il confine lo vorrei far passare sul Danubio, quindi. No, il Danubio è questo. Momento. Eh, no, il Danubio è questo, quindi mi stavo confondendo. Allora, qui si biforca, ma quello più lungo è questo, quindi il Danubio è questo, eh. Potremmo quindi. Non so dove portare il confine, a dire il vero. Potremmo quindi annetterci però tutta l'Austria. Più avanti, più avanti. Non andiamo troppo avanti col pensiero. Allora, cosa possiamo fare qua? Ma niente. Direi il diplomatico, cosa gli facciamo fare? Hmm. Tu ci vuoi bene? Sì. Tu anche abbastanza. Ecco, miglioriamo le Ah, con la Francia. Volevamo migliorarle con la Francia. Possiamo scomunicare la Francia? Non possiamo farlo con qualcuno di più interessante? Savoia? Genova? Austria? Solo la Francia possiamo scomunicare, ma. Cioè, i nostri nemici no, naturalmente. Gli inglesi. No. Ah, sono protestanti, è vero. Solo la Francia? Beh, non credo sia il caso.
Anche se tra poco magari potremmo anche cavarcela, cioè già ce la caviamo da soli, però perché dovremmo scomunicare la Francia. Vabbè. Però potrebbe essere un, un modo per conquistarli. Io però volevo conquistarli pacificamente se era possibile, invece non è possibile. Vabbè. Comunque chiudo qui l'episodio che è stato abbastanza corposo e al prossimo episodio.